Mezzogiorno di fuoco. Il campanile di Noventa Padovana ha da poco suonato 12 rintocchi quando termina il Consiglio nazionale della Lega Nord, convocato d'urgenza dal segretario di Ferro Flavio Tosi. Qualcuno esce prima, qualcuno dopo, c'è chi ha il volto scuro, quasi tutti tengono la bocca chiusa. Parla Tosi, ci dicono, ed è la dimostrazione che, se guerra c'è stata, ha vinto il segretario nazionale. È lui che parla, è lui che ha ancora in pugno, saldo, il carroccio. All'ordine del giorno analisi del voto e provvedimenti conseguenti. Ed è proprio quel provvedimenti conseguenti che suona sinistro come una resa dei conti. In effetti una testa cade. È quella di Paolo Pizzolato, segretario veneziano del Carroccio, che paga il conto di una campagna elettorale in tono minore. Questo è un interne, preferibilmente non parlo, comunque è stata fatta l'analisi del voto, c'è stata una provincia che ha fatto un risultato in proporzione al passato pesantemente negativo rispetto alle altre e quindi è stata presa questa decisione. Si è deciso di dare una scossa da Venezia che serve comunque per tutto il territorio veneto. Venezia viene commissariata. L'uomo prescelto è il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, che quando esce dal vertice preferisce un silenzio d'oro a troppe parole. Quello di oggi è il Consiglio nazionale dei commissariamenti. Non solo Venezia, che suona come un colpo di scena, ma anche Vicenza, dove l'ex segretaria Maria Rita Busetti, sfiduciata dal direttivo, ha rassegnato le dimissioni. Il commissario che arriva è il veronese Paolo Tosatto, vice capogruppo in Consiglio regionale Veneto. Ma gli orizzonti della politica sono vasti, mai come in questi giorni. La Lega oggi fa fiato per la maratona delle amministrative. A Vicenza una corsa solitaria con Manuela Dallago, a Treviso assieme al PDL. Il candidato è Giancarlo Gentilini. Non c'è un candidato all'interno dell'area di centrodestra che sia spendibile e amato come Gentilini. Infine un'occhiata all'attualità, con Bersani alle prese con un pre-incarico dall'esito incerto. Per Tosi serve un governo capace di effettuare una riforma elettorale della giustizia e di ridurre la burocrazia, i costi della politica e del debito pubblico. Se venisse fatta una proposta seria a livello programmatico si può pensare di costruire un governo che faccia appunto quello che finalmente serve al Paese.